Buongiorno da Porto Tolle, buongiorno da Leandro Maggi. Era pieno ieri il palazzetto dello sport di Catipolo per l'incontro organizzato dal Consorzio Cooperativa Pescatori del Polesine di Scardovale su questa nuova piaga che in poche settimane ha piegato la pesca non solo del delta del Po ma di molte lagune italiane. Il granchio blu. Ascoltiamo alcuni interventi dei relatori della giornata. Oggi è una riunione informativa a tutti i pescatori, ci saranno presenti anche istituzioni per anche dare un appoggio, anche noi tentare insomma, di appoggiarci su quello che stiamo facendo. Le prospettive non sono le vedo negative perché vedo che la laguna del Canarin è stata completamente divorata dai semi che era il nostro futuro per quanto riguarda il 2024, la mezzana pure e pure anche la vongola già pronta da commercializzare, quindi di conseguenza vedo un futuro molto negativo. Se non arriverà aiuti sia al consorzio per quello che sta facendo per quanto riguarda sia lo smaltimento del questo granchio e sia i nostri soprattutto pescatori, vedo un 2024, un fine 2023 molto negativo per la nostra zona. Francesco Tiralongo, docente e ricercatore presso l'Università degli Studi di Catania. Mi occupo di sfruttamento delle risorse ittiche e invasioni biologiche in ambiente marino mediterraneo. Ecco, detto questo, che problema è e se è un problema risolvibile il granchio blu nelle lagune del Veneto e dell'Emilia? Il granchio blu rappresenta una delle specie attualmente più problematiche di specie aliene invasive che stanno dando molti problemi, non solo qui a livello locale, nell'area diciamo, del delta del Po, ma un po' in tutto il Mediterraneo. Anche in Italia abbiamo dei casi eclatanti esplosi quest'anno più o meno contemporaneamente. Essendo appunto una specie invasiva sicuramente impatta negativamente sull'ecosistema, poiché preda un'ampia varietà di organismi, è una specie estremamente aggressiva e può impattare, così come sta accadendo purtroppo qui per quanto riguarda gli allevamenti soprattutto di vongole, fortemente sull'attività economica. Ecco, dicono che non ha antagonisti, è per questo che è così infestante. L'unico antagonista potrebbe essere l'uomo, e come potrebbe essere l'antagonista? Allora, qualche antagonista in realtà in natura lo ha. Ci sono specie che riescono a predare il granchio blu, ad esempio i polpi, le anguille, tartarughe marine, eccetera. Il problema è che non è sufficiente quando ci si trova davanti a una specie con questa invasività, per questa predazione non basta a tenere sotto controllo la popolazione di questa specie aliena invasiva. L'uomo, mettendo diciamo in opera determinate tecniche di pesca ancora da mettere a punto, da studiare, può in qualche modo limitarne l'abbondanza, quindi contenere quantomeno il danno. C'è ancora certamente molto da fare e da studiare per meglio comprendere questa dinamica legata alla invasione da parte di questa specie, e sicuramente saranno necessari altri studi per meglio comprendere e agire sul territorio. È molto difficile che domani mattina ci svegliamo e il problema del granchio è superato, perché la natura ha i suoi cicli, prima o poi finirà anche questo ciclo, ma in questa fase dobbiamo lavorare tutti per rimuovere questa specie. Quindi questo è il primo aspetto. Nell'emergenza dobbiamo lavorare tutti per mettervi nelle condizioni di prelevare più granchi possibile. Secondo punto, quelli che sono i costi, che è un aspetto fondamentale. Già noi nell'assestamento di bilancio che votiamo domani faremo qualche manovra per darvi una mano come consorzio a sostenere questi costi. Lavoreremo anche sulla prossima programmazione dei fondi europei del FEAMPA per fare delle misure specifiche che vadano a sostenere i costi che riguardano appunto la pesca del granchio blu e i danni conseguenti al granchio blu, e lì avremo risorse più importanti. Abbiamo chiesto, come è stato detto, al Ministero, non solo noi come Regione Veneto, ma come distretto dell'Alto Adriatico, quindi Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, che venga dichiarato uno stato di emergenza nazionale e di calamità nazionale, e anche con questa dichiarazione potremo accedere a delle misure di ristoro, di sostegno, di indennizzo proprio a fronte dei danni che subite per questo tipo di
situazione. In più è importante che il Ministero attivi i propri strumenti, cioè l'ISPRA e il CNR, che sono quelli che fanno gli studi sulla fauna ittica e sull'ambiente, e ci autorizzi di conseguenza a tutte le misure che sono necessarie per potenziare il prelievo di questa specie. Quindi noi la filiera l'abbiamo già tutta attivata, ho mandato proprio stamattina un'ulteriore relazione direttamente al Presidente Zaia, che sta valutando anche lui di prendere dei provvedimenti a livello regionale nel concetto della calamità, ma è importante che la voce del nostro territorio e delle altre regioni sia ascoltata anche a livello governativo, perché quello che sta succedendo oggi a Porto Tolle e nelle lagune del Delta domani potrebbe succedere in tutta la laguna di Venezia e in tutto il territorio nazionale, perché è una specie che conosce una crescita incontrollata, che non ha predatori e che trova nel nostro ambiente tutte le condizioni favorevoli per moltiplicarsi proprio grazie alla presenza degli allevamenti della molluschicoltura, quindi mangia sul vostro lavoro. Io quindi dico, non abbiate oggi il pensiero solo degli indennizzi e delle risorse, perché quelle con una situazione così grave arriverà qualcosa subito, arriverà dopo con il FEAMPA e arriveranno gli indennizzi, ma quello che è importante oggi è rimboccarci tutti le maniche, come già state facendo, perché state facendo un lavoro straordinario, ma potenziarlo ancora di più per fare più prelievi possibili, commercializzare la parte commercializzabile il più possibile e prelevare, smaltire il più possibile invece la parte non commercializzabile. Noi siamo al vostro fianco, vi daremo tutti gli strumenti che servono, nei limiti naturalmente di quello che ci sarà consentito dalla legge, ma con una situazione di straordinarietà e di emergenza come quella che viviamo tutti, è chiaro che abbiamo anche degli strumenti che in una situazione normale non ci vedrebbe poter utilizzare, quindi dobbiamo approfittare di questa sede per fare il massimo per ridurre l'impatto di questa specie. Ecco, noi siamo al vostro fianco. Grazie.